Bentrovati, buongiorno a tutti. Cerco di raccontarvi in sintesi un progetto di ricerca che si intitola SIMRA, nell'acronimo inglese, sta per Social Innovation in Marginalized Rural Areas. Vi anticipo subito che questa parola marginalized sta per aree svantaggiate, aree fragili, aree marginalizzate, ma che nel corso dello sviluppo del progetto la Commissione europea stessa, la DG Agri, si è accorta che in realtà le problematiche che ci aveva affidato da studiare per le aree rurali più fragili, più remote, più marginali, potevano benissimo essere poi estese a tutte le aree rurali. Nella mia presentazione cercherò di darvi una indicazione di che cosa è considerata innovazione sociale all'interno del progetto, che cosa abbiamo fatto, quindi che evidenze empiriche, sulla base di quali casi studio e quali aspetti che abbiamo analizzato posso raccontarvi poi una serie di risultati che speriamo possano essere utili a dare alcune delle risposte ai quesiti e alle sfide suggerite dal dottor Contarini in apertura. Cercherò in particolare di estrapolare dai risultati, che sono molto complessi, alcuni messaggi sul ruolo degli attori locali, in particolare sul ruolo degli enti pubblici e sul ruolo degli attori privati, così come noi li abbiamo osservati all'interno del progetto, quindi sulla base appunto di esperienze studiate e analizzate davvero sul territorio, non teorizzate. E alla fine cercherò di darvi qualche elemento di riflessione e anche di darvi qualche spunto di provocazione per pensare come poter applicare queste proposte, queste chiarificazioni anche di concetti, concettuali, di strumenti nei territori di nostro interesse. Bene, il progetto SIMRA è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione della Commissione europea più importante, che è Horizon 2020. È durato 4 anni, si è concluso nelle sue attività operative a fine marzo e stiamo finendo in questi giorni, anzi domani l'altro, c'è proprio la chiusura anche della rendicontazione e quindi praticamente tutto il materiale che abbiamo realizzato durante questi 4 anni è ormai disponibile nel sito, che ovviamente vi potete andare ad approfondire. Vi dico solo che è un progetto che ha visto coinvolti 26 diversi partner distribuiti nella zona non solo europea ma anche nordafricana e la zona est del bacino del Mediterraneo, perché l'attenzione della DG Agri e della Commissione su questa specifica proposta di ricerca era stata proprio quella di approfondire le problematiche legate soprattutto al contesto del bacino mediterraneo e poi non solo quello, insomma. Il progetto ha visto la realizzazione di una serie di risultati, tra cui una mappatura, si è cercato di fare una mappatura delle aree che sono state considerate rilevanti dal punto di vista della fragilità, della distanza, delle problematiche socio-economiche. Poi abbiamo messo a punto una metodologia di valutazione anche degli impatti di quello che l'innovazione sociale porta su un territorio, di cui parlerà la collega Pisani fra poco, al termine del mio intervento. Poi è stato creato un database di casi di innovazione sociale, di cui vi parlerò anche fra poco, e una serie di indicazioni anche per i decisori politici su spunti su cui poter sviluppare poi iniziative future di supporto all'innovazione sociale. Bene, non vi dico più di questo perché è un progetto molto complesso e vorrei concentrare l'attenzione invece sui contenuti. E vorrei iniziare dandovi un quadro di comprensione di quello che per il nostro progetto e i partner coinvolti significa innovazione sociale. Non esiste a tutt'oggi una definizione univoca, comune, concordata, neanche a livello europeo, di che cosa sia esattamente l'innovazione sociale.
Tutto quello che abbiamo sentito spesso è legato soprattutto all'innovazione sociale sviluppata in contesti urbani, e il nostro progetto, il progetto SIMRA, è stato il primo progetto che si è occupato di vedere come l'innovazione sociale emerge da territori rurali, che caratteristiche può avere un processo di sviluppo dell'innovazione sociale e che impatti può avere appunto in questo contesto e non in un contesto urbano. Bene, nella nostra tentativo di chiarire un processo così complesso come possiamo tutti immaginare che sia l'innovazione sociale, abbiamo cercato di fare chiarezza proponendo un quadro, un framework che descriva un po' quali sono le diverse fasi di questo processo, e comincerò con mostrarvi questo. Bene, all'interno di un territorio, a un certo punto si verifica un evento che abbiamo chiamato trigger, quindi una scintilla, una specie di scintilla, come può essere stata Vaia, la tempesta Vaia in certi territori, o come potrà forse essere adesso il Covid-19, che va a incontrare dei bisogni sociali, nel senso che un determinato evento può far raggiungere il livello di troppo pieno nella capacità di sopportazione della popolazione locale, di un gruppo di persone, rispetto a problematiche del territorio, problematiche sociali o problematiche personali, problematiche ambientali, e questa persona o persone, questo gruppo di soggetti, questi attori agenti, sono dentro a un contesto che è non soltanto il contesto locale, ma anche un contesto regionale, scusate, questo dovrebbe essere il contesto europeo e il contesto internazionale. Questo contesto però è un contesto che viene percepito in maniera diversa da ognuno di noi. Io posso essere una persona che abita in un territorio rurale, che è ottimista e vede il bicchiere sempre mezzo pieno, per dire le cose in maniera un po' semplicistica, oppure essere una persona pessimista che vede solo i problemi. Il contesto reale che io ho intorno è modificato da come lo percepisco e dal fatto che io veda una situazione magari di disagio come un'opportunità su cui investire oppure no. Bene, in questi contesti, quando c'è un evento che scatena il bisogno di reagire a una situazione problematica, che si percepisce come situazione problematica, può essere che ci siano delle persone, degli attori, degli agenti, con le loro idee, con le loro capacità di essere leader più o meno avanzate, con le loro capacità di adattarsi alle nuove circostanze, e con le loro capacità personali, professionali e tutta una serie di altre caratteristiche che li definisce. Questi attori agenti possono cominciare a pensare di trovare una soluzione a questi problemi, a quello che è stato innescato, diciamo, dall'evento iniziale. In alcuni casi ci saranno persone, attori del territorio, che rifiuteranno questa idea, questa proposta, e lasceranno il gruppo, o comunque non parteciperanno alla discussione, e altri che decideranno di rimanere inattivi. Però alcuni potranno andare avanti a pensare di sviluppare in maniera più concreta quelle che sono magari un'idea operativa per dare una risposta a questi bisogni, che possono essere bisogni collettivi o bisogni individuali, e cominciano a svolgere una serie di azioni preparatorie, magari telefonano a qualche conoscente per chiedere come vede la possibilità di avviare una nuova attività in questo contesto, oppure telefonano alle pubbliche amministrazioni per informarsi su quelle che sono le caratteristiche o le opportunità dal punto di vista di avere supporto di qualche natura, oppure banalmente cominciano ad incontrarsi, ognuno prepara una torta e si vedono assieme e discutono di come sviluppare queste idee. Bene, se questa azioni preparatorie vanno a buon fine e l'idea può avere un seguito, diciamo, questi attori agenti cominciano ad essere i veri e propri agenti della trasformazione. Di solito questi soggetti sono pochi, può essere un singolo individuo, più frequentemente è un insieme, 2, 3, 4 persone che iniziano a mettersi in moto e a voler realizzare qualcosa.
Se appunto questo va a buon fine, si innesca il vero e proprio processo di innovazione sociale. Qui abbiamo indicato questa cerniera, diciamo, questa frattura, perché in molti casi questa attività preparatoria non va affatto a buon fine. C'è molto magari volontà di agire, ma poi ci sono dei momenti o delle informazioni che mancano, delle capacità che mancano e non c'è la possibilità o la capacità di passare alla fase successiva, che è quella di vera e propria trasformazione, processo di trasformazione del territorio e delle pratiche sociali. Questo lo abbiamo chiamato così, vi dico che è stato un lavoro molto difficile dietro per riuscire a trovare queste cose che adesso così sembrano banali, ma c'è dietro tutto uno studio teorico di concettualizzazione, anche di mettere assieme linguaggi diversi, di esperienze e paesi diversi. Quindi il processo di innovazione sociale è di fatto l'innesco di un processo di trasformazione, l'abbiamo chiamata riconfigurazione, nel termine inglese è molto più efficace, ma rende comunque l'idea delle pratiche sociali. E queste pratiche sociali, anche nell'idea di poterle misurare in qualche misura, quindi di poterle valutare, di avere degli indicatori che ci servano poi a capire cosa sta davvero succedendo nel territorio, li abbiamo sintetizzati come nuove reti di relazioni, nuove attitudini, nuovi valori condivisi e anche nuovi modelli di governance, nuovi modi di collaborare, di coordinarsi anche tra pubblico e privato. Bene, questo processo di trasformazione o riconfigurazione delle pratiche sociali può essere un processo breve, che dura relativamente poco tempo, oppure può essere un processo molto lungo. E qui dentro, anche se non potevamo rappresentarlo perché altrimenti veniva molto confusa la cosa, in realtà voi dovete immaginarvi tutta una serie di percorsi non lineari, ovviamente, ci saranno momenti in cui il processo si interrompe, momenti di difficoltà, momenti di frammentazione, momenti di evoluzione. Ecco. Nel momento in cui però le cose si chiariscono e si riesce a trovare una situazione nuova, diversa rispetto a quella da cui si era partiti, con un insieme di queste cose, cioè questi tre componenti, la governance, le reti e le attitudini, si influenzano l'una con l'altra. Quindi se io cambio le reti tra le relazioni, tra i soggetti, ovviamente deve cambiare anche il modello con cui poi, le procedure con cui poi mi interfaccio, interloquisco l'uno con l'altro, così come cambiano le attitudini, cambiano i valori che condivido. A un certo punto si arriva a una situazione in cui c'è una situazione non consolidata, ma insomma più chiara, diciamo, da cui possono partire le vere e proprie attività di progetto. Ecco, in questo momento partono le attività di un vero progetto di innovazione sociale, mentre fino a in tutta questa prima parte di questa sequenza di trasformazione siamo ancora in una fase di processo in cui le cose sono molto fluide, spesso si lavora in maniera informale. Da un certo punto in poi può essere che dall'idea iniziale, da tutto il processo di cambiamento e alla fine il fatto di riuscire ad arrivare a una situazione più consolidata, si attivi un vero e proprio progetto che permette di attuare le idee che sono state inizialmente proposte. In questo caso di solito la rete iniziale dei piccoli, la piccola rete iniziale di 2-3 persone di solito si allarga, magari c'è qualche piccola media impresa che entra, qualche associazione, qualche altro gruppo e il network comincia ad allargarsi. Bene, quando comincia l'attività progettuale poi si arriva a una serie di risultati immediati, tangibili e poi agli impatti nel medio-lungo periodo, che possono essere sia positivi che negativi e che possono riguardare sia gli aspetti economici che quelli sociali, ambientali o istituzionali. L'ultimo elemento che vi voglio segnalare è quello del processo di apprendimento. Da quello che poi si vede come impatto sul territorio, ci possono essere o un processo per cui questa iniziativa sociale diventa più grande, si allarga,
nello stesso territorio, oppure viene presa a modello da altri territori e viene esportata e imitata altrove, perché magari è una buona idea e può funzionare anche altrove, e sicuramente vengono dati diciamo dei feedback su quello che ha funzionato, su quello che non ha funzionato, e il fatto che ci siano questi impatti sul territorio determina dei cambiamenti anche nel contesto, quindi il contesto locale non sarà più quello iniziale, ma sarà un contesto che è stato modificato a sua volta da quelli che sono gli impatti di questa iniziativa. E immaginatevelo, questo poi arriva a coinvolgere tutta la comunità del territorio, compresi i beneficiari. Nella scala del tempo, diciamo così, ovviamente qua siamo alle fasi iniziali di avvio del processo, qui siamo nelle fasi più avanzate, la durata di questa tempistica varia tantissimo. Bene, l'altra cosa che vi voglio dire è che nel nostro studio abbiamo cercato di appunto studiare separatamente con gli indicatori ad hoc quello che è il processo di trasformazione e quelli che è il progetto vero e proprio da quelli che sono gli effetti. Tutta questa cosa, quindi il processo e il progetto insieme, è un'iniziativa di innovazione sociale. In alcuni casi ci si ferma al processo, come vi dicevo, in altri casi si riesce a andare più avanti e a rendere effettiva e concretizzare l'idea progettuale. Quindi le tre fasi importanti sono lo sviluppo dell'iniziativa, l'attuazione dell'iniziativa e i suoi effetti. Quello che possiamo vedere poi e che è importante sapere per poterla replicare anche altrove è quello che dà avvio a un'innovazione sociale, quindi quali sono le motivazioni per cui un'innovazione sociale parte e in quale contesto, quali sono i fattori che la supportano oppure che la ostacolano, chi sono gli attori chiave che hanno l'idea iniziale e cominciano ad attivarsi e con quali azioni preparatorie, come avviene, che tipo di cambiamenti si osservano nelle cosiddette pratiche sociali che sono governance, reti e attitudini e valori, come avviene l'attuazione del progetto, ma su questo siamo più come dire, abituati ad analizzare questa parte pratica di implementazione e poi la fase di apprendimento, allargamento e imitazione che può farci capire se l'innovazione sociale è replicabile oppure no altrove. Bene, dopo avervi mostrato quale è diciamo lo schema di sviluppo standard, vado sulla definizione. Vi ricordo che è la definizione proposta da Simra, non quella universalmente riconosciuta che ancora non esiste. In questa definizione abbiamo messo in evidenza che la cosa importante è proprio il processo di trasformazione delle pratiche sociali, quindi la creazione o il cambiamento dei valori di riferimento, il modo con cui vengono applicate le procedure della governance, le regole del gioco, diciamo. Queste devono dare risposte a specifiche esigenze e problematiche della collettività di quel determinato territorio e deve coinvolgere, questo è forse il punto più importante di tutta la definizione, di tutto quello che noi intendiamo per innovazione sociale, perché la cosa essenziale è che ci sia il coinvolgimento degli attori della società civile, non solo come beneficiari o come clienti di un servizio, ma proprio come partner attivi del processo, con l'obiettivo finale di migliorare il benessere della società nel suo insieme. E guardate che dentro la parola benessere c'è tutto, c'è l'ambiente, c'è la salute, c'è la tranquillità economica, c'è la qualità della vita, c'è la vivibilità dei territori di cui parlava il dottor Contarini. Bene, cosa abbiamo analizzato in Simra? 11 casi studio analizzati in estremo dettaglio, altri 13 li abbiamo analizzati solo per alcuni aspetti, perché il progetto iniziale prevedeva 10 casi, poi un po' ci siamo entusiasmati noi, un po' la Commissione europea ci ha chiesto di fare di più perché ha visto che potevano esserci delle prospettive interessanti per capire di più di questo argomento, quindi abbiamo allargato un po' la nostra
la nostra analisi, e 7 azioni innovative, quindi 7 azioni che hanno tentato di proporre l'avvio di iniziative di innovazione sociale in territori naturalmente dove ci fossero già delle precondizioni per poterlo fare. Una di queste è stata realizzata anche in contesto italiano, ma adesso non entro nel dettaglio di tutte, e poi abbiamo raccolto e analizzato in maniera meno approfondita in questa, diciamo che dal punto di vista della numerosità gli esempi trovati e raccolti sono più di 350, ormai quasi 400, però non possiamo presentarli tutti perché ci sono tutti aspetti di privacy, anche di condivisione del materiale di questi esempi, per cui non tutto si può rendere pubblico senza un consenso scritto, e insomma sapete come sono queste problematiche, quindi per il momento quelli validati che abbiamo potuto verificare che saranno pubblicati sono 212, già pubblicati online sono 88, e di questi, ve ne parlerò dopo, ci possono essere anche cose che possono essere aggiunte. Oltre a questo sono state fatte 2 tesi di dottorato complementari a questo lavoro. Bene, degli 11 casi studio analizzati in dettaglio, di cui abbiamo fatto anche la valutazione con gli indicatori di cui parlerà la collega Pisani, 2 erano più focalizzati sulla gestione delle foreste, 3 sullo sviluppo locale, 1 agricoltura di comunità, 2 agricoltura sociale, 2 di networking e 1 specifico sulle risorse ittiche. Vi voglio segnalare che dentro al sito Simra trovate il database che può essere esplorato nella sua interezza. Qui vi ho messo solo i primi, ovviamente in ordine alfabetico compaiono, oppure potete decidere di esplorarlo inserendo dei filtri. Inoltre abbiamo riportato degli altri database, e poi vedremo la loro importanza, che stanno tentando di raccogliere esempi di innovazione sociale in aree rurali, perché ci si è resi conto che la scambiarsi idee e vedere come sono state realizzate è probabilmente una delle cose più importanti che si possono fare per aiutare l'avvio di queste pratiche. Se si fa la ricerca con filtri, vi ho messo solo un paio di casi, si può selezionare per esempio il tema sviluppo locale. Al momento ci sono 9 esempi pubblicati, se si seleziona il tema food ce ne sono 5 e così via. Potete fare l'identificazione. Poi all'interno di ognuno di questi trovate delle informazioni sintetiche oppure il rimando al sito dell'iniziativa quando c'è. Bene, e l'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di raccogliere gli esempi di questi casi che abbiamo incontrato sul nostro percorso dentro a dei cataloghi che sono stati prodotti in varie lingue e che mettono a disposizione appunto idee di fatto di cosa è stato realizzato in vari paesi. All'inizio eravamo partiti con raccolte generiche in cui dentro ci sono esempi di varia natura. Man mano che andavamo avanti la Commissione europea ci ha chiesto di fare cose aggiuntive più specifiche, ci ha chiesto per esempio di espandere l'attenzione all'area dei Balcani, che non era all'inizio all'interno del progetto, poi ci ha chiesto di fare un focus sulle aree montane, poi sono venute fuori le idee sull'innovazione sociale legate alle foreste, poi quelle legate all'attività agricola e poi quelle legate in generale alle risorse, alle energie rinnovabili. Quindi trovate tutto questo materiale all'interno del sito del progetto per ispirarvi. Bene, entriamo nella parte in cui cerco di sintetizzare che cosa è stato osservato nei casi studio che abbiamo studiato noi, quindi diciamo le lezioni che possiamo apprendere da che cosa è stato già fatto in questi casi, e cerco di tenere separato quelle che sono le informazioni, le cose più utili per gli enti pubblici e quelle che sono invece le cose più utili per gli attori privati. Bene, per quanto riguarda gli enti pubblici, una cosa che è emersa in maniera molto chiara è che il finanziamento pubblico è sicuramente sempre utile quando c'è, ma non è per forza indispensabile. Su questo torno fra qualche minuto. Una delle cose più importanti invece che è emersa nei casi studio, poi ve ne porto 2 come esempi,
è creare le condizioni perché l'innovazione sociale possa svilupparsi in maniera adeguata, quindi garantendo un quadro legislativo e istituzionale che sia favorevole a questa cosa, chiarendo che cosa si può fare, che cosa non si può fare e anche trovando una collocazione giuridica a queste iniziative che molto spesso non sono classificabili, incasellabili nelle diciamo, posizioni, caselle e ruoli che fino adesso ci hanno accompagnato, ma sono delle forme ibride, delle situazioni anche complesse da risolvere dal punto di vista legislativo. I due casi che vi mostro qui, non entriamo molto nel dettaglio anche perché alcuni sono presentati brevemente nel materiale che vi è stato distribuito, ma questo è un esempio in Svizzera, come vedete non recente, quindi alcuni dei nostri casi studio sono innovazioni sociali iniziate molti anni fa, che ormai non sono più innovazioni per loro, sono diventate, diciamo, si sono consolidate, sono diventate il modello di riferimento. Qui la proposta all'epoca era proprio quella di vista la crisi del settore agricolo, del settore artigianale di questa vallata svizzera, di avviare un nuovo target, una nuova collaborazione tra il mondo rurale e il mondo turistico. Quindi quello che il dottor Contarin diceva, non parliamo di questo, ma di fatto alcune iniziative sono state sviluppate in questa direzione. Le due cose che vi voglio sottolineare di questo esempio è che in questo contesto, all'epoca questa iniziativa era un'iniziativa innovativa perché non si parlava di collegamento tra mondo rurale e mondo turistico, è stato accettato la presenza di un coaching esterno, quindi un soggetto che è venuto dall'esterno a dare un aiuto di capacity building nella collettività locale, cosa che non è sempre scontata che venga accettata, e la cosa interessante a mio avviso è che questo processo, che poi è appunto parecchi anni che è andato avanti parecchi anni, ha portato alla fine a un cambiamento significativo dal punto di vista della governance, perché gli 11 comuni che erano presenti nella valle hanno deciso, costruendo la fiducia assieme, costruendo quello che chiamiamo capitale sociale, di fondersi in un unico comune, che quindi ha anche maggior peso politico poi in sede di gerarchie politiche più alte. L'altro esempio che vi mostro è un esempio in Inghilterra in cui è stata creata proprio un ente comunitario. Una community forestry in questo caso, quindi il focus è le risorse forestali e il terreno su cui fare tutte queste attività è stato acquisito dalla comunità locale. Ma questo è stato possibile perché c'era un quadro legislativo favorevole. Hanno ottenuto anche dei finanziamenti, ma soprattutto c'era la casella all'interno del quale era possibile collocare questo tipo di attività. Loro hanno acquisito, proprio comprato il terreno che è diventato proprietà della comunità e su questo hanno avviato tutta una serie di iniziative, dal recupero delle attività tradizionali, come vedete qui, di costruzione di prodotti manufatti artigianali, alla promozione di attività culturali e soprattutto hanno ricostruito la connessione tra le generazioni, i giovani e gli anziani, cosa che ha fatto sì che questo progetto è diventato veramente molto, molto consolidato e molto, molto interessante. Bene, questo l'abbiamo visto. Il messaggio è che è importante esserci per gli enti pubblici, ma senza dominare, senza ostacolare, trovando le soluzioni attraverso azioni di networking, di informazione, di sensibilizzazione, di promozione e su questo vi voglio dare un ulteriore spunto di riflessione perché attraverso una delle tesi di dottorato abbiamo cercato di capire se il ruolo degli enti pubblici dentro a queste iniziative sociali fosse positivo, negativo o diciamo indifferente, neutro. E abbiamo chiesto rispetto a varie tipologie di ruoli a innovazioni sociali di darci la loro interpretazione. Bene, come vedete, vi faccio solo alcuni esempi, quando l'ente pubblico partecipa attivamente con ruoli di amministrazione dentro l'innovazione sociale,
in una percentuale abbastanza alta di casi il ruolo, l'effetto non è positivo ma è negativo, come vedete dal colore rosso qui. Oppure ininfluente. In altri casi di attività sono per esempio la condivisione, l'informazione, la comunicazione. In questo caso qui solo in una percentuale minima c'è un'influenza negativa, ma in molti casi questa ha un'influenza, diciamo, non particolarmente rilevante. Lo stesso possiamo dire per il fatto di creare occasioni di contatto, di network, eccetera. Anche qui non hanno necessariamente un'influenza negativa, ma un'influenza o ininfluente, oppure in questo caso anche positiva. La cosa poi interessante è che il finanziamento, diversamente da come tutti ci aspettavamo, come vedete, in 2 casi addirittura è stata considerata avere influenza negativa, in 11 casi addirittura non influente e solo in 3 un'influenza positiva. Il numero dei rispondenti non è stato elevatissimo purtroppo, quindi prendetele un po' con cautela queste informazioni, sono diciamo una spaccato preliminare di quello che forse dovremo andare ad esplorare più in profondità, ma ci danno un orientamento del fatto che il ruolo dell'ente pubblico può essere forse un po' diverso nell'ambito dell'innovazione sociale rispetto a quello normalmente pensato. Ecco. Passiamo agli attori privati. Le cose più importanti che sono emerse dai nostri casi ovviamente è che la capacità imprenditoriale, l'attitudine imprenditoriale è un elemento fondamentale. Su questo caso in particolare è emerso molto chiaramente in un caso in Grecia, in cui di fatto è stato creato chiamiamolo nel nostro terminologia un gruppo di acquisto solidale, con però la differenza che qui non sono stati i produttori che si sono organizzati e hanno messo sul mercato il servizio e poi appunto i consumatori le hanno usufruito come clienti, ma i consumatori stessi hanno testato vari metodi di distribuzione del prodotto, hanno aiutato a migliorare questi metodi e quindi a migliorare anche l'efficienza economica di tutto il meccanismo e sono riusciti a recuperare, a far sì che un villaggio in particolare e alcune isole molto remote che vivono di pesca fondamentalmente riuscissero a recuperare la loro stabilità e sostenibilità economica e di conseguenza anche sociale. Nel frattempo facendo anche sì che la pesca avesse caratteristiche più di sostenibilità, perché c'era un problema di sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e con la creazione di questo gruppo i pescatori si sono impegnati a applicare tecniche di pesca sostenibili. Bene, l'altra cosa importante che emerge in tutti i casi, ma ne uso un paio, anzi uno per focalizzare, è che la cosa importante è che l'innovazione sociale deve dare risposte a bisogni reali e spesso molto pratici della gente. Non andare a cercare di trovare chissà quali soluzioni digitali, tecnologiche, quando mancano le cose minimali, essenziali, servizi primari di assistenza, per esempio alle cure sanitarie o di approvvigionamento di cibo sul locale, che sono servizi o di trasporto, ecco, che spesso sono stati smantellati oppure sono da sempre assenti in certi contesti. Il caso qui che vi racconto è quello di una fattoria sociale in Olanda, che è un caso di innovazione sociale perché questa azienda agricola che ha iniziato questo percorso nel 2003 ha dato una risposta a diciamo una pressione che emergeva sempre più importante da parte della collettività locale, della olandese, sul fatto che le persone con disabilità hanno anche bisogno di più e trovano beneficio nello stare a contatto con la natura. E quindi nella cultura olandese c'è è riconosciuto il ruolo importante dell'agricoltore che contribuisce a mantenere il territorio funzionale e a dare tutta una
serie di servizi ecosistemici di utilità per la collettività. La cosa particolare, il motivo per cui questo è un esempio di innovazione sociale, è che all'inizio c'è stata una movimentazione di tutta la collettività, volontari, decine di volontari che si prestavano a dare una mano all'interno dell'azienda per far sì che le persone disabili, in questo caso ragazzi con disabilità, potessero essere accompagnate, seguite e formate piano piano in maniera da diventare delle risorse all'interno dell'azienda, non delle persone da seguire e basta, ma delle risorse per proprio il ciclo produttivo. E così è stato. Il progetto si è trasformato poi in un'organizzazione professionale molto al di là di una semplice azienda o fattoria sociale, ha adesso 5 addetti all'assistenza ai disabili che sono permanentemente scusatemi, mi viene la parola in inglese, employed, occupati dall'azienda agricola stessa e continua ad avere supporto di un gran numero di volontari che prestano il loro tempo, le loro capacità per dare un supporto a questa realtà, che recentemente ha addirittura acquisito un sistema qualità, quindi si è strutturata e ha diversificato il proprio reddito anche. L'altro caso che vi voglio mostrare non è uno dei casi studio, ma è una delle innovazioni sociali in Norvegia, che è di una semplicità veramente sconcertante nell'ideazione, ma sta avendo un impatto significativo perché qui una serie di associazioni locali hanno cominciato a proporre escursioni in montagna per creare migliori condizioni di vita per gli immigrati. In questo caso l'idea è stata appunto semplicissima, quella di dire stando in natura la nostra salute migliora, camminando insieme ci si rilassa, migliora la qualità della vita, chi accompagna questi migranti a fare le escursioni si sente partecipe della vita della comunità, stando insieme tutti imparano meglio la lingua, l'integrazione culturale e sociale è più veloce perché durante la passeggiata si guarda il paesaggio, si spiega perché c'è una certa situazione e ci si racconta le diversità culturali dei paesi presenti e quindi si migliora la vivibilità di tutti. Passiamo a altri aspetti. Attori privati, necessità di fare rete, socializzare, creare o consolidare la fiducia e capitale sociale, l'abbiamo detto. Questa cosa del fare rete ci torneremo fra poco, ma ricordiamoci una cosa, che fare rete è una cosa, fare rete che abbia dentro fiducia e fiducia reciproca tra i partecipanti, fiducia, scusate, verso le istituzioni e quindi che sia davvero una rete con dentro del capitale sociale non è esattamente la stessa cosa. Un esempio di questo processo è il caso sviluppato in Puglia, in questo caso giovani agricoltori in un territorio con un tasso di disoccupazione altissimo hanno cominciato a trovarsi, incontrarsi e hanno sviluppato questo momento di socializzazione chiamato Conta Dinner, dalla combinazione tra contadino e dinner, in cui semplicemente a turno nelle varie aziende agricole si organizza una cena ogni mese e si degustano i prodotti locali e i giovani imprenditori, giovani meno giovani, si incontrano e scambiano idee, proposte, problemi e quindi è anche un modo proprio per socializzare, incontrarsi, conoscersi quando magari si abita di fronte o vicino e non si sa neanche chi sono gli altri imprenditori che hanno gli stessi problemi nostri. E nel giro di un paio di anni, con il coinvolgimento di giornalisti, alcuni esperti e soprattutto grazie all'azione dei giovani agricoltori, sono state coinvolte più di 370 aziende. E la cosa interessante è che da questa iniziativa poi sono stati stipulati i contratti, cioè ha avuto un effetto in tempi relativamente brevi concreto, nuovi contratti firmati di collaborazione, nuovi posti di lavoro creati, aumentata la diversificazione delle entrate, quindi una serie di cose molto, molto utili e molto positive.
L'altro elemento, grande coesione interna, senso di comunità, su questo non vi do molti dettagli, ma è un caso spagnolo in cui le popolazioni locali, visto che gli enti pubblici nazionali e regionali non erano in grado di intervenire in maniera tempestiva ed efficace nello spegnimento degli incendi, hanno deciso di organizzarsi e di far sì che l'intervento avvenisse subito da parte della comunità locale. Anche in questo caso è stato un coinvolgimento molto attivo delle comunità locali con risultati molto positivi. Bene, l'ultimo elemento di cui però non vi porto il caso è il fatto che gli attori privati devono anche voler collaborare con la pubblica amministrazione, devono avere l'apertura a mettersi in discussione e la capacità di poter creare dei rapporti di collaborazione. Bene, con questo inquadramento ricordiamoci quali sono le prospettive globali. Allora, i megatrend a livello globale non li vado ad esplorare ovviamente, ma ve li ricordo: urbanizzazione, quindi aumento della concentrazione delle zone urbane, digitalizzazione, terziarizzazione, spostamento dell'economia verso i servizi, finanziarizzazione, spostamento dell'economia verso la finanza, la globalizzazione del mercato, ma dall'altra parte la frammentazione delle posizioni a livello di geopolitiche internazionali. L'elenco delle sfide globali era stato in parte già anticipato dal dottor Contarin. Anche qui soltanto per promemoria le conosciamo: la crisi climatica, il problema delle risorse idriche, la biodiversità, declino demografico, disoccupazione, eccetera. E c'è stata già tutta questa cosa qua. C'è una consapevolezza della necessità di approfondire queste tematiche. Di recente avrete visto sicuramente tutto il percorso della conferenza regionale sull'agricoltura, che ha cercato di fare un quadro aggiornato della situazione di queste problematiche, quindi anche di dare, diciamo, un nuovo livello da cui ripartire anche in termini di conoscenza e di consapevolezza di quelle che sono le problematiche del territorio. Bene. Detto questo, passiamo a ricordarci quelli che sono gli orientamenti globali. Su questo, fra un paio di slide, ci sarà un brevissimo sondaggio, anche perché così vi interrompete un attimo dall'ascolto del mio monologo, ma vi ricordo quali sono gli orientamenti globali che ormai ci guidano. Naturalmente l'agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile è di 2 giorni fa la notizia della firma della giunta regionale proprio della strategia veneta per lo sviluppo sostenibile, con i suoi 16 obiettivi, che sono per il momento proprio di riferimento per le azioni a qualunque livello. Naturalmente sappiamo che non sono impegni vincolanti, nel senso che se non li rispettiamo ci saranno delle sanzioni, ma sono degli impegni che ci costringono, tra virgolette, a impegnarci in questa direzione, perché altrimenti avremo delle conseguenze negative di cui ci stiamo rendendo conto proprio in questi mesi. L'altro orientamento globale di cui dobbiamo sempre ricordarci è l'Accordo di Parigi sul clima. Anche questo sapete che è un accordo firmato nel 2015, ci sono stati dei problemi, anche delle critiche, gli Stati Uniti l'hanno lasciato dopo 2 anni, insomma tutta una serie di problematiche, che quindi sappiamo che è un accordo fragile, che è un accordo forse debole, ma comunque dà una direzione su quelle che sono le tematiche importanti su cui bisogna impegnarsi. Gli orientamenti in ambito UE che seguono poi a questi impegni e orientamenti globali, ve li ricordo, anche questo sono sicura che tutti quanti voi ce l'avete in mente, ma forse quello più importante e più recente è il New Green Deal dell'Unione Europea, che ha come obiettivo ambizioso quello di far sì che l'Unione Europea diventi il primo continente a impatto zero sul clima entro il 2020, con una serie di investimenti, chiamiamoli verdi, perché riguardano sia le energie rinnovabili, la decarbonizzazione, la mobilità sostenibile, ma anche la riduzione dell'inquinamento e la protezione della biodiversità. Infatti da questo derivano poi anche la nuova strategia sulla biodiversità dell'Unione Europea, anche questa sapete che è di 8-9 giorni fa, che prevede un obiettivo altrettanto ambizioso: il 30% del territorio dell'Unione Europea dovrà arrivare ad essere protetta.
10% delle superfici agricole trasformate in aree ad alta biodiversità. Quindi vedete un orientamento che, volenti o nolenti, ci dà una direzione verso cui andare. La stessa cosa, l'altra strategia, l'altro programma appena avviato, appena approvato, chiamato From Farm to Fork, di fatto è diciamo un consolidamento, un supporto ulteriore alle filiere corte e alla riduzione degli sprechi alimentari, la protezione degli insetti pollinatori che sono fondamentali per sostenere le attività agricole, l'agricoltura biologica e tutta una serie di altre attività. Bene, su questo non so se c'è pronto il sondaggio, se è già stato lanciato, vi chiederei di esprimervi brevemente dicendo secondo voi quali di questi orientamenti generali potrà avere maggior peso nell'orientare l'innovazione nel vostro territorio nei prossimi 10 anni. C'è più Agenda 2030, l'accordo di Parigi sul clima, tutto insieme secondo voi? Questo per capire un po' anche qual è la percezione dell'importanza di questi orientamenti che, come ricordava anche il dottor Contarin, sono dei documenti di riferimento, non possiamo ignorarli e forse dovremmo essere molto consapevoli di quelli che sono i loro contenuti e anche le loro ricadute sulle scelte poi fatte all'interno dei vari territori. Ecco, vedo già i risultati del sondaggio, diciamo, vi ringrazio, molto interessanti perché qua emerge chiaramente che la New Green Deal, ovviamente perché lì ci sono anche le risorse finanziarie allocate per poter poi, come dire, realizzare quelli che sono gli impegni presi, l'Agenda 2030 perché comunque è quella globale di riferimento e è interessante che una percentuale non indifferente abbia detto tutte nello stesso modo, quindi tutte cose che ci costringeranno a prendere delle decisioni in una certa direzione. È anche interessante che qualcuno dice nessuno avrà un peso importante. Sarà da vedere nei prossimi mesi e anni poi come questo si svilupperà. Grazie, vi ringrazio di aver partecipato, proseguo e cerco di avviarmi anche alle conclusioni, ricordandovi soltanto che ci sono tutta una serie di segnali di cui ha già accennato il dottor Contarin sul fatto che a livello europeo c'è un chiarissimo orientamento verso una maggiore attenzione agli aspetti sociali, alle innovazioni sociali, non soltanto nei vari fondi che conosciamo bene, ma anche poi con questa intenzione di addirittura una proposta di un regolamento comunitario per far sì che nelle scelte di investimento delle imprese ci sia una dichiarazione rispetto a quelli che sono gli impatti sociali ed ambientali dell'investimento stesso. È stata istituita una task force sugli aspetti sociali presso la DG Agri dell'Unione, della Commissione Europea. C'è un'enfasi crescente sull'inclusione sociale, ma è diciamo uno dei tanti elementi degli aspetti sociali, con i nuovi indicatori proposti in tanti per PSR, il rinforzo al networking locale alle reti e il rinforzo dell'idea della partnership pubblico-private che già in parte conosciamo. Bene, quando parliamo di reti dobbiamo ricordarci che ci sono vari modelli di rete. Una molto diffusa è quello della rete casuale in cui alcuni fanno riferimenti a un soggetto, altri fanno riferimenti a un altro soggetto e magari non c'è nessun collegamento tra i tre soggetti di riferimento. Un'altra molto diffusa è il modello di rete centralizzata in cui un soggetto unico più forte raccorda tutti gli altri, i quali però non sono collegati tra di loro. Infine, l'ultimo modello, quello ideale, è quello della rete organizzata e coordinata in un modo integrato, che però deve stare attenta, in cui tutti sono collegati con tutti, ma deve stare attenta a non essere una rete chiusa rispetto al resto del territorio, quindi guardare soltanto quelli che sono i suoi membri, i suoi associati, senza ricordarsi del fatto che è comunque dentro un territorio più ampio. Nella pratica operativa e gestionale questa cosa delle reti ovviamente andrebbe messa a sistema con un coordinatore, un ruolo importante che potrebbe benissimo essere quello del GAL, che già il GAL svolge, rafforzato. E io adesso posso, scusate, vi dico l'ultima cosa, ovviamente la situazione poi nella pratica è che non c'è una singola rete, ma reti di reti, quindi reti di soggetti, di pubblici, privati, che dovrebbero essere messe tutte in collegamento tra di loro perché dovremo affrontare problemi complessi. Bene, io adesso posso sentire, avere nella mia percezione telepatica quella che voi state pensando. Voi state pensando, dico, qual è la novità?
cioè sta raccontando tutta questa cosa, l'importanza delle reti, lo sappiamo già, è chiaro che nella DNA dei GAL l'innovazione e le reti sono scontate. Questa è la cosa. E quindi che cos'è che cambia con l'innovazione sociale e nell'innovazione sociale? Beh, innanzitutto la consapevolezza. Ha citato questa parola anche il dottor Contarini nel suo intervento, consapevolezza del ruolo che con l'innovazione sociale che i territori locali possono avere rispetto alla protezione dei beni comuni, alla protezione dei beni pubblici, al fatto di trasformare problemi in opportunità, e anche la consapevolezza che facendo qualcosa a livello locale dà diciamo ha un significato reale molto più ampio, molto più importante, molto più grande di quello che si può percepire, si può immaginare a livello globale. E quindi è sempre più importante ricordarsi che non si sta lavorando all'interno di un territorio chiuso e disconnesso dal resto del mondo, ma che anzi è proprio innestato in un contesto globale ed europeo che ci dà degli orientamenti, che ci mostra verso dove spingere le frontiere e che va usato per orientarsi in questa direzione. L'altro elemento importante è che le innovazioni sociali, questo l'abbiamo visto in tutti i casi che abbiamo analizzato, sia le azioni innovative, sia proprio i casi studio, sempre le innovazioni sociali rispondono a dei bisogni reali, concreti, che emergono dal territorio. Questi bisogni concreti vanno intercettati, vanno interpretati in maniera adeguata, con la consapevolezza che non deve necessariamente essere un'innovazione sociale assoluta. Non è che devo portare per forza una cosa che mai nessuno ha visto prima. Anzi, lo scambio di buone pratiche e aumentare le occasioni di reti tra i territori è stata più volte, anche negli incontri internazionali dei vari stakeholder che abbiamo avuto, ricordata come una delle cose che mancano sempre, spessissimo, e che non permettono di dare visibilità e di mettere in rete queste iniziative. Quindi bisogni reali, concreti della popolazione e capacità di metterli in rete per creare idee, possibilità di scambio di proposte che magari uno non ha in mente come fare e altrove l'hanno fatto. Nel progetto SIMR abbiamo cercato di mettere a disposizione queste cose. Ci sono vari database atlanti di queste cose, potrebbe essere un'idea crearla a livello territoriale, per esempio, perché sono quasi sicura che in moltissimi territori non si conoscono le iniziative, tutte frammentate, tantissime che ci sono. Ricordiamoci che le innovazioni sociali pratiche, nella pratica, sono già molto più avanti della politica, dei decisori, dei finanziamenti, di tutto. Sono già partite, quando c'è stato il bisogno sono state attivate. Quindi la cosa importante è che gli si dia visibilità, li si aiuti a mettersi in rete, li si aiuti a consolidarsi e a conoscersi l'una con l'altro, perché così si fa vedere anche che questo modello è molto più diffuso e molto più efficace di quello che potrebbe essere nella nostra testa. Ultime due cose: la popolazione, la comunità locale, ve lo dicevo, non è coinvolta solo come beneficiario, come cliente di un servizio, ma è partecipe, sia come innovatore, quindi può essere la comunità locale che innova ideando qualcosa di nuovo, oppure partecipa come realizzatore dell'iniziativa, e questo aumenta il senso di corresponsabilità. E l'ultima riflessione è che l'attenzione si sposta dall'impresa ai cittadini e alle entità che spesso non hanno una collocazione giuridica ben chiara. Quindi cambia anche tutto quello che è il bisogno di informazione, di assistenza è diversa. Se l'interlocutore non è soltanto l'impresa artigiana, agricola o quello che è, ma diventa un soggetto, una piccola rete, un gruppo di persone che non è neanche un'associazione, non è una ONG, non è qualcosa di già conosciuto, ma è un ibrido, allora è difficilissimo collocarlo anche dal punto di vista delle procedure autorizzative, per esempio. Ha bisogno di assistenza, magari di assistenza su come accedere al credito, forme di assistenza diversa, modalità di interazione diverse, formazione su come fare imprenditorialità, perché magari c'è l'idea imprenditoriale ma non c'è la capacità di realizzarla, e tutta questa serie di nuovi aspetti. Su questo punto non mi soffermo perché mi pare di capire che non ho più tempo. Vi lancio l'ultima provocazione. Visto quello che ho cercato di sintetizzarvi,
Questa trasformazione auspicata, orientata, chiamiamola come vogliamo, nei vostri territori, come la vedete? Che prospettive di innovazione sociale vi date? Quali sfide globali raccogliereste? Su quali tematiche mettereste in gioco i vostri territori? Io ho riportato qua, ve le lascio a titolo di riflessione personale, alcuni strumenti che abbiamo visto nei nostri casi, il coinvolgimento dei cittadini nell'identificare le tematiche attraverso quelli che sono modelli di citizen science, attraverso delle app in cui tutti dicono qui c'è questo problema e lo comunicano creando una mappatura diffusa e molto efficace di quelli che sono i problemi e le esigenze. Ovviamente la digitalizzazione, c'è anche tutta la tematica degli smart villages su cui la Commissione europea sta molto puntando, però su questo io devo dire sono un po' critica perché bellissime l'idea di smart villages, digitalizzazione, strumenti tecnologici, ma se non ho il capitale sociale, quello vero, mi servono a poco. Processi partecipativi veri in cui non è solo consultazione degli stakeholder ma un processo, un percorso graduale di trasformazione della comunità tutti assieme, creando fiducia, relazioni duraturi che si mettano a sistema, aggiornamento e formazione anche degli enti pubblici, come passare dalla solidarietà, dal volontariato a un'impresa di innovazione sociale che sia anche sostenibile e stabile dal punto di vista economico. Che cosa valutare, non soltanto il fatto che sono capaci di spendere dei soldi pubblici o di soldi cofinanziati, ma come li ho spesi e quali sono il ritorno di questa cosa a livello di soddisfazione sociale del territorio, e anche la capacità, l'idea di di elaborare nuovi strumenti contrattuali, nuove modalità di accesso al credito, perché quello è quello che serve poi per attivare queste iniziative sul territorio. Io vi ringrazio, questo è l'elenco di tutti i partner che hanno partecipato al progetto, doveroso ringraziarli, e ringrazio naturalmente anche tutto il team del Dipartimento che ha collaborato a questo lavoro, in particolare Elena Pisani, che fra poco vi darà ulteriori spunti di riflessione. Grazie dell'attenzione.